Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Come avete potuto vedere o leggere o aver sentito dalle televisioni, oppure se girate su Facebook o sulle pagine del Napoli, ma praticamente quasi tutte le testate giornalistiche e sportive nazionali riportano la notizia di Dries Mertens all'Inter. Contatti ben avviati, perché dicono che praticamente è già stato fatto uno scambio di documenti fra Marotta e il procuratore di Dries Mertens. Cosa c'è da dire, ragazzi? Niente, che vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Dico solo una cosa: Napoli-Barcellona 2 mesi fa, 2 o 3 mesi fa, ora non mi ricordo di preciso, Dries Mertens diventa il primo marcatore della storia del Napoli insieme ad Hamsik, e poco dopo rilascia un'intervista dicendo: io sono un belga ma il mio cuore è napoletano. Caro Dries, se dici che sei napoletano e che avevi detto pochi giorni fa io non lascerò Napoli per un'altra squadra italiana, al massimo potrò andare via all'estero, o tipo in Cina, o se no in Premier League, o in un altro campionato ancora. Ripensaci, perché dicevi che eri napoletano, ma secondo me sotto sotto pure te come Higuain pensi solo ai soldi.